Assolutamente sì, è proprio questo l'approccio anche della nuova legge, quello finalmente di dialogare e di condividere le scelte con l'urbanistica, cosa che non è mai avvenuta fino ad oggi e che quindi ha creato una serie di cortocircuiti anche sul territorio, mettendo in difficoltà imprenditori, lavoratori, amministrazioni e in qualche modo anche allontanando il dialogo con le imprese e con gli imprenditori. In un momento come questo, dove assolutamente non solo non ce lo possiamo permettere, ma dove qualunque nuova realtà vuol dire nuova occupazione, vuol dire nuova economia, vuol dire comunque crescita. E quindi la nuova legge, ancorché abbia come cuore quello di non consumare nuovo suolo, quindi di avere grande attenzione anche verso la riqualificazione di quello che sono non solo edifici nei centri storici, nei centri urbani, ma anche vecchie aree dismesse che comunque potrebbero essere in degrado e creare situazioni di degrado sociale. Quindi prima di tutto un occhio a questo riguardo, ma è del tutto evidente che lo si deve fare con una programmazione condivisa con l'urbanistica, perché nulla può essere senza appunto che urbanistica e commercio condividano anche lo sviluppo di un determinato territorio. Non è più possibile, abbiamo una quantità di cattedrali nel deserto che aspettano di essere aperte o di restare definitivamente chiuse, ma di sapere almeno fino a dove si arriva e soprattutto si ha la necessità, io la sento molto forte, di instaurare finalmente un dialogo con gli imprenditori che poi sono non imprenditori direttamente del commercio, sono imprenditori dell'immobiliare, del settore edile e Dio sa solo quanto oggi siano in difficoltà perché possano riaprire anche un canale di dialogo con la Regione su normative, su regole certe, tempi certi. È impossibile pensare che un imprenditore inizi una programmazione di investimento e dopo 10 anni sia ancora fermo. È uno scandalo che oggi non ci possiamo nemmeno pensare di permettere, insomma è qualcosa veramente di lontano, credo, dal buon senso e lontano dalla buona politica.